Io a me non piace usare molto il telefono, quindi tendo a non mandare mail. Ciao Susanna, Ciao. raccontaci un po' di te, dove siamo, cosa stiamo facendo. Allora, qui siamo a Arte Padova e queste sono le mie opere. E, no, cerco di vedere nelle persone quello che sono i miti, poi perché ogni persona ha un mito dentro di sé. Un mito. Sì, per esempio vedo una persona, vedo degli atteggiamenti, riconosco che ha qualcosa all'interno, tipo il traghettatore d'anime è una persona molto particolare, molto profonda, molto interna ed è una persona reale poi alla fine. Da lì, da una sua foto, ho ricavato quello che vedo in lui che può richiamarsi al mito, perché poi i miti siamo tutti noi, abbiamo comunque qualcosa di mito dentro di noi. Certo. Il traghettatore d'anime, Ondina, lo stesso, è un momento di liberazione, di fluidità che ci vuole nella vita, Certo. anche quello, e ha bisogno del fluido del mare, del sentirsi galleggiare in questo mondo, in questa società che è poi difficile da vivere. Lasciamo perdere, va. E lo sguardo di Orfeo è venuto fuori da un motivo di Monteverdi su Orfeo e ascoltando questa Mandragale poi mi ha toccato nell'anima e ho cercato di vedere quello che vedeva Orfeo nel momento in cui si voltava a guardare la sua amata e ho messo lo spettatore che guarda il quadro nella versione di Orfeo, che chi guarda il quadro è Orfeo e alla fine vede la propria amata andarsene e ritornare nell'Ade, che anche questo è un mito poi alla fine. E ci troviamo alla Fiera di Padova. Fiera di Padova, sì. Al padiglione 150. No, il padiglione 4, stand 150. E possiamo anche venire ad acquistare le tue opere. Certo. Ecco, e trovate anche la mia, piccola, messa in un angolino, ma c'è anche la mia. Insomma, la trovate. Ciao Maria. Ciao! Queste dietro di te sono tutte le tue opere, tutti i tuoi quadri, i tuoi dipinti. Che cosa rappresentano? Che cosa vorresti far provare a chi guarda? O come ti senti tu? Certo, ma intanto è stato come posso dire, non mi viene la parola, un esperimento, volevo sperimentare questa arte che è la fluid art. Devo dire che sono rimasta abbastanza contento dal risultato, perché comunque al di là dei colori che uno unisce, in alcune cose ci sono anche che se uno li guarda vede anche delle immagini che potrebbero anche essere carine, non lo so. Come Rorschach? Sì, io qua per esempio ci vedo, non so perché, sarà che mi piacciono i draghi, vedo un drago che vola, non lo so, e qua un cavallo pazzo. Ognuno vede però vabbè, cose diverse. Quella ondina lì è la mia preferita, mi piace un sacco. Come mai? Ma perché sono colori a getto, quindi il fatto che vengano fuori giusto appunto delle forme, la cosa mi piace proprio veramente tanto. E quindi è il primo che ho fatto.
e mi è piaciuto E ti è un sacco. piaciuto? E da lì è partita... Sì, facciamo un attimo l'esperimento. il mega, visto che l'ondina è andata bene, facciamo il mega ondone. Sì, beh, certo, anche perché sono piaciuti. Poi io abito a Genova, abito vicino al mare, cioè come potevo non fare delle onde anch'io? Come noi veneti, come possiamo non dipingere un prosecco? E quindi ho detto, ma facciamo un'onda un po' più grande, vediamo cosa viene. Poi comunque i colori sono sempre quelli, per me sono gioiosi, cioè sono colori vivi, quindi esprimono un po' me, devo dire, un po' pazzarella come sono. E quindi proverò ancora per un po' a fare questa cosa, quest'arte fluida. Che sono tutti diversi, artisti. Sì. Gli artisti che fanno quest'arte qua. Aspetta che vengo anch'io. Sì, è un'arte che comunque... Dov'è che ci possono trovare? Che ti possono trovare? A Genova. No, ma qui a Padova? Alla fiera d'arte a di Padova. Fino a domani. Fino a che giorno è oggi? Oggi è sabato, domenica finisce. Domenica finisce, quindi venite tutti a guardare. Ciao Maria, grazie. No? Di questo artista. Io lo prenderei, che sono belli. L'esposizione sì, vendita. Ciao Cristian, ci dici un po' dove siamo, chi sei, ti presenti, che cos'hai in mano poi? Allora, ho in mano un tuo quadro, il quadro di Cristina Guriolo, giusto? Giuriolo. Giuriolo, sì, perdonami, tranquillo. ho sbagliato. Abbiamo qui questa opera informale materica molto vissuta, devo dire. Si vede che c'è proprio un inserimento di questi inserti, questa mano che scende. Si vede proprio che è un quadro molto sentito. Le luci vanno bene? Sì, sei super sparaflesciato, ma sembri illuminato illuminato dal Signore. Sì, esatto. Dimmi. Cristina è stata una giovane scoperta posso dire, di dare il merito a una cara amica che ora anche è lontana e non vedo da qualche tempo, ma che saluto, colgo l'occasione anche per salutare. Ciao Susanna. Ciao Susanna Acquisti, o se no My Little Crocodile, se volete cercarla su YouTube. Siamo qui nel padiglione 4, stand 150 di Infinito Arte. Io sono Cristiano Muda, che sono l'organizzatore, oltre che l'organizzatore di questo stand. La fiera invece questo dobbiamo dirlo per onde evitare di violare copyright, la fiera è stata organizzata completamente dalla fiera di Fiere NEF di Arte Padova e siamo qui ad Arte Padova 2023. Cristina mi ha portato questo suo lavoro informale, molto sentito, in alcuni punti un po' incasinato, ma anche a me mi sembra abbastanza incasinato, quindi è un po' la rappresentazione di se stessa. Esattamente. No, mi è piaciuto molto, ho lasciato a lei la libertà assoluta espressiva di potermi portare in questo stand ciò che desiderava. Sono molto felice di averla conosciuta di persona perché ho trovato veramente una persona molto quasi timida per molti versi, veramente una bella persona. Che si è persa varie volte per la fiera. Si è persa varie volte, ma quello ormai va bene. Per quello che dico incasinata, ecco. Non solo in quello. Quindi vi aspettiamo, l'opera sarà visibile fino al 13 novembre alle ore 13 nello stand. E poi dopodiché verrà con me in galleria, nella Galleria Merighi di Genova, quindi potrete visionarla anche in questa sede. Infinito Arte. E su Instagram Infinito Arte o Cristiano Mudat Critiche, che è l'altro mio profilo di critico. Perfetto. Grazie mille Cristian. Ciao. Ciao.